amici e benvenuti anche oggi a Analyze Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo dei campi di attrazione negativa, insomma di quelle situazioni in cui generalmente le persone si trovano a loro insaputa, nel senso che alcune volte capita che noi ingenuamente pensiamo che quello che ci sta succedendo è il meglio che possa avvenire nella nostra vita. E allora alcune volte questo meglio per la nostra vita, che sembra il top, no? E nella realtà sono campi di attrazione negativa. E magari viviamo 20, 30, 40 anni in questi campi di attrazione negativa, magari facciamo anche dei figli con questi campi di attrazione negativa e magari facciamo tante cose. E allora viviamo una vita sottotono, sotto il nostro potenziale. E allora è chiaro che il primo che si sveglia cerca di una soluzione, o una soluzione generalmente bon marché, ma non funziona con la New Age, angeli colorati, vogliamoci tutti bene, leggi di attrazione, Reiki, Genesi, insomma, quelle cose lì da New Age lasciano il tempo che trovano e alcune volte portano più croci che santi. Quindi bisogna incominciare a ragionare in modo forse un pochettino egoistico, perché bisogna pensare a se stessi e poi chiaramente ai propri figli. Quindi, quando a un certo punto della propria vita, del cammin facendo, come diceva quel tale, ci si sveglia, una bella mattina si apre le tapparelle del cervello, si vede com'è la vita. Ci sono due strade, o si rimane lì e si marcia sul posto col vittimismo, no? E allora lì, signori, non ce n'è più per nessuno. Quelle persone che pensano di non muoversi, chiaramente, in una prossima vita impareranno cosa vuol dire. Oppure ci sono quelle persone che dicono qui forse ho fatto qualche errorino nella vita e bisogna cercare di uscire da questa gabbia di matti. E allora generalmente le persone un po' sveglie vanno alla ricerca della verità, della realtà. Alcuni purtroppo entrano, saltano dalla padella alla brace, altri invece, vuoi per il karma, vuoi perché sono più avventurosi, riescono a trovare una strada consona al proprio karma e alla propria anima. Allora, il vostro Marietto cosa vi consiglia oggi? Il vostro Marietto vi consiglia di utilizzare questo circuito ideato dal legame Marietto Veneziano che serve proprio per bruciare questi campi di attrazione negativa. Allora, un circuito radionico generalmente per poter entrare nel massimo della sua forza ci mette un mese. Un mese perché? Perché deve riempire tutto il corpo eterico e dopo per un anno e mezzo più o meno questa carica funziona sia nel bene che nel meno bene. Quindi quando voi vi sentite, non so, che la vostra vita gira come un orologio su se stesso ed è un copia e incolla, cioè ieri uguale oggi, oggi uguale domani, insomma, che a un certo punto vi sentite soffocare, no? Allora è il momento di andare nel sito del capitano, cercare questo circuito radionico dove è messo in altro ebook dove ci sono tantissimi altri circuiti che possono dare una mano. Questo serve per bruciare campi di energie negative. Attenzione però, alcune volte noi pensiamo che quella cosa che ci fa bene sia positiva e c'è il rischio che vi tolga anche qualcosa che in quel momento lì pensate che sia l'unica vostra ancora di salvezza. Quindi questo è un circuito da utilizzare col pendolino, il pendolino col quadrante radiestesico del sì e del no. Non tutti chiaramente in quel periodo in cui lo vorrebbero utilizzare sono pronti perché questo qui chiaramente taglia anche il ramo dove siete seduti sopra. E se voi magari siete seduti sopra su un marito o una moglie che vi mantiene, vi fa andare fuori a fare shopping e voi, no? Capite che non state bene lì, però volete fare shopping? Beh, è chiaro che dovete valutare bene se siete pronti a livello animico ad affrontare un passaggio del genere. Se non siete pronti, il vostro marietto vi consiglia di non utilizzarlo, perché sennò va a finire che oltre il danno anche la beffa. È un circuito da utilizzare con cautela
in determinati momenti della vostra vita, quando vi sentite sicuro, avete un paracadute, avete un esoterista che vi segue, avete un esoterista che vi dà dei buoni consigli, magari avete anche attivato riti propiziatori per andare sulla strada giusta, capite? Cioè, non è solo questo che può cambiare in bene la vostra vita. Nell'eventualità utilizzate anche questo circuito per dare forza, per dare forza al vostro cammino di rinnovamento, di risveglio, chiamatelo poi come volete. Non ha nulla da che vedere con la New Age, non ha nulla a che vedere con angeli colorati, vogliamoci tutti bene, madonne varie, di qualsiasi di terapiettismo, di salto quantico, di balle colorate e tutte quelle cose che vi vengono in mente. Bene, cari amici, voi sapete che dopo questo pippone il vostro emiretto vi chiederà che se volete un consulto, il legale Maria Tradiziano sono sempre